La pesante crisi in cui versa la sanità del Nuorese e dell'Ogliastra è stata al centro di un incontro, il primo che si è tenuto questa mattina presso la provincia di Nuoro, tra l'amministratore straordinario Costantino Tidu, i sindaci e i direttori generali delle ASL di Nuoro e dell'Ogliastra. L'obiettivo è di raccordarsi e avere una linea comune per fronteggiare con più efficacia la situazione emergenziale in cui da mesi si trova la sanità pubblica locale, assumendo iniziative che portino a un dialogo assiduo tra i vari livelli istituzionali, dunque provincia, sindaci, direttori generali e soprattutto la regione. Senza uno stretto raccordo con l'istituzione regionale difficilmente noi troveremo le soluzioni adatte. Quindi questo è un incontro che poi dovrebbe vedere coinvolti tutti i sindaci del nostro territorio e anche le organizzazioni sindacali che stasera al Comune di Nuoro hanno promosso un'iniziativa che comunque è chiaro che non può ognuno muoversi in ordine sparso tra diversi comitati, unioni di comuni, comunità montane, sindacati. Qui alla fine il problema è sempre lo stesso. La sanità di Nuoro ha delle criticità che stiamo affrontando, però non è così disastrata come la vogliono far apparire per tanti motivi. Si rischia di buttare l'acqua sporca con il bambino. In realtà va coccolata, difesa, tutelata la sanità nuorese e questo stiamo facendo oggi. Siamo ripartiti anche con la parte chirurgica sui programmati oncologici, quindi diciamo che abbiamo valicato il periodo più nero, più grigio. Stiamo sviluppando comunque anche moltissimo il territorio con l'assistenza domiciliare integrata e altre soluzioni come l'RSA che possono permettere di deflazionare, come dire, l'ospedale e dare giustamente risposte sul territorio con la medicina di prossimità.